Allora, l'occasione ghiotta di provare due canne magiche, le nuove bolognesi di casa Falcon. Non ci siamo fatti sfuggire questa occasione, che ci siamo recati in questo spot vicino a casa, che conosciamo come le nostre tasche. Si tratta del fiume Piave, siamo nella zona di Cortellazzo, quindi vicino alla foce. E tanti magari non si aspetteranno, ma anche qui il Cavedano prolifica, oltre che magari a sporadiche avventure con branzini, possiamo insidiare questa magnifica specie che è il Cavedano. Qui diventano molto grossi, ricordiamo che l'acqua comunque consente di trovare cibo in abbondanza, siamo vicino appunto ad una foce, anche il fatto di essere influenzata parecchio dalle maree ci aiuta, sfruttando i momenti giusti, ad insidiare questo tipo di predatore. Quindi noi adesso iniziamo a prepararci. Bigattini la fanno da padrone, bigattini incollate, Falcon Contessa 6 e 7 metri, armate con lenza madre dello 0,14 e finali molto sottili, 0,9, 0,16 massimo, 0,14. Restiamo su ami molto piccoli che vanno dal 18 al 20 e oggi gli tiriamo il collo alla grande, come sappiamo fare noi con certi pesci. This is the future. Human error. Evolution. Cavedani e fiume Piave. This is the future. Evolution. Del fiume Piave. Falcon Contessa. Parabolica, fusto light. Abbiamo dei bei cavedani oggi, li testiamo a dovere. Che bel pesce. This is the future. Evolution. This is the future. Giorno numero 2, preparazione delle esche. Abbiamo bigattini incollati oggi, molti bigattini incollati perché l'acqua corre parecchio e il colore è cambiato totalmente. Quindi adesso ci proviamo, ci mettiamo in pesca, ma non ci aspettiamo gli stessi risultati di ieri, purtroppo. Tentar non nuoce, ci proviamo lo stesso.
future. Allora, questa persona qui Sotto la barca vuole è Federico, Una brutta persona. il padre di quella persona lì, Brutta. nonché grande agonista veneto, che mi ha rubato la canna Per provarla. perché giustamente voleva provarla e l'ha provata, mi sembra abbastanza bene. Voi cosa dite? bellissima, molto bella. La stiamo provando e le pieghe qua, i pescetti di questi giorni, diciamo che le abbiamo viste in piega abbastanza. Motoscafi. Motoschifi. This is the future. Evolution. This is the future. Rapidamente vi spiego come abbiamo pescato in questi 2 giorni. Galleggianti, misura variabile tra i 2,5 grammi e i 6 grammi, questo è un 4 nella fattispecie, con una scalata di pallini, qui la vediamo un po' raggruppata, ma diciamo che variante tra i 50 cm e i 75, a seconda delle condizioni di corrente. A seguire un cavettino di circa 30 cm con un piccolo amo, 30-40 cm, con un piccolo amo che può variare. Oggi diciamo abbiamo pescato con degli ami che variano dal 20 al 23. Dei fili, possiamo dire che abbiamo pescato con fili molto sottili, finali dello 0,9, 0,10 e madre lenza dello 0,14. Questa è la nostra impostazione di questi giorni, diciamo. Sappiamo che i cavedani comunque sono pesci abbastanza delicati, oggi abbiamo trovato l'acqua un po' velata, mentre invece ieri l'acqua era abbastanza limpida, quindi oggi abbiamo potuto azzardare anche qualche finale leggermente più grosso. Parliamo di fili comunque sempre molto sottili, trattando una bolognese come questa, che è la Falcon Contessa Slim Bolo. Abbiamo pescato sapendo che può gestire tranquillamente fili sottili, con dei cavetti dello 0,12 oggi. Ieri abbiamo pescato con lo 0,9, l'acqua era molto più trasparente, ma a causa delle piogge di questi giorni si è diventata un po' più torbida, ha preso un colore un po' più sul marroncino e quindi abbiamo azzardato anche un finale un po' più grossetto. L'impostazione è stata questa e quindi così noi diciamo li cerchiamo qui dalle nostre parti. Ricordiamo che siamo nel Piave, ogni zona poi avrà i suoi sistemi. Noi più o meno con i fiumi che abbiamo in zona, abbiamo anche il Sile vicino, l'impostazione è pressoché la stessa, può variare magari sulle dimensioni dei galleggianti e sulla trattenuta che facciamo al galleggiante, ma la pesca in passata la intendiamo così.
This is the future. Evolution. This is the future. Sono terminati questi 2 giorni di pesca in cui abbiamo avuto il piacere di testare le 2 nuove bolognesi di Casa Falcon, le Falcon Contessa, nella misura di 6 e 7 metri. Ricordiamo in breve un piccolo riassunto sulla componentistica della canna. Sono annellate Pacific Bay, la grafica accattivante, vedete comunque minimal ma molto accattivante, pulita, una canna tutta nera con le scritte dorate, un bel calcio disegnato che a me personalmente piace molto. Poi abbiamo carbonio Toray, quindi uno dei migliori carboni per questa tipologia di canne, che è comunque un carbonio ad alto modulo. Abbiamo un'azione che può gestire tranquillamente dei galleggianti fino a 12 grammi. Ricordiamo che è una canna slim, è fatta per la pesca con dei fili molto leggeri, quindi è più che sufficiente. La canna a 6 metri pesa 209 grammi, mentre la canna a 7 metri pesa 268 grammi. Abbiamo 2 attrezzi molto leggeri che, per chi dovesse affrontare una sessione di pesca, magari come abbiamo fatto noi, di un paio d'ore, la può gestire tranquillamente, come chi dovesse stare in pesca una giornata intera, sicuramente non si troverà affaticato alla fine della sessione, anzi. Noi ci siamo trovati veramente bene, a un'azione progressiva, abbiamo gestito pesci anche sui 2 kg, anche superiori in questi giorni. Ricordiamo che abbiamo pescato nel fiume Piave, qui i cavedani diventano veramente grossi. Sapendo di trovarli siamo venuti qui apposta e abbiamo fatto 2 belle pescate, sono 2 mezze giornate comunque in cui ci siamo divertiti parecchio. Abbiamo visto che l'azione della canna è perfetta per gestire anche pesci importanti, comunque non è una canna che può gestire solo pesciolini. Insomma, un cavedano da 2 kg non è un pesce che prendiamo tutti i giorni, e quindi io mi sento del mio personale di consigliarvi questo attrezzo anche per chi dovesse magari affrontare delle competizioni. Sì, sessione di pesca finita dopo questi 2 giorni. Io sono Yuri, lui è Nicola, l'amico Andrea se n'è già andato. Vi salutiamo, dal Piave è tutto, Contessa promossa. Ciao!